Nel nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze del Polesine facciamo tappa a Pincara, nel cuore dell'Alto Polesine, dove storia e tradizione si intrecciano nelle antiche distillerie mantovani. Un'azienda che rappresenta un autentico patrimonio del territorio, oggi giunta alla sua sesta generazione. Qui l'arte della distillazione è ancora custodita con passione attraverso processi che rispettano la tradizione pur guardando all'innovazione. Le distillerie mantovani continuano a produrre grappe e spiriti di altissima qualità, simbolo di un saper fare che si tramanda con cura ed orgoglio familiare. Un luogo dove ogni profumo racconta una storia ed ogni bottiglia racchiude la passione di questa famiglia. Sono con Paolo Mantovani, sesta generazione del 1824 che voi resistete. Che responsabilità ha un successore di questa azienda? Ma allora l'azienda penso in qualche modo che chi la gestisce, le persone che gestiscono l'azienda in questo momento non la sentano solo propria, ma in qualche modo la devono tramandare in qualche maniera. Per cui è chiaro che le aziende piccole, artigianali, familiari come la nostra in qualche modo sono lo specchio della generazione che la sta gestendo, per cui ecco, in questi anni è un'azienda molto aperta, la nostra è un'azienda che attrae circa 10.000 persone l'anno all'interno del museo d'impresa, è un'azienda che collabora molto anche con le scuole, sia con l'alternanza, sia con gli stage che col tirocinio, per cui è un'azienda che ha un'osmosi importante con il territorio, infatti ci sentiamo molto legati al nostro paese, amiamo molto Pincara e mi sembra di dire anche che siamo ricambiate in qualche modo. E allora proviamo a conoscervi un po' di più e quali prodotti fate e scoprire questo museo unico in Polesine. Qua siamo nel museo che è stato fatto quando? È stato fatto è inaugurato nel 2004. All'epoca abbiamo vinto un premio della provincia di Rovigo che si chiamava Ars Impresa, in cui si cercava di mettere insieme le imprese e la cultura. Per cui con la creazione del museo, il primo in Polesine e anche più visitato, ecco, diciamo la verità, perché anche in questo caso il bisogno del consumatore contemporaneo è quello di non accontentarsi di degustare un prodotto eccellente, ma ne vuol sapere la storia, vuoi sapere con che cosa è fatto, chi te l'ha insegnato, perché lo fai così non in un altro modo. Per cui quando tu azzecchi un bisogno è chiaro che non serve neanche pubblicizzarlo più di tanto. Infatti noi storicamente non abbiamo mai investito in pubblicità se non nei mercatini. Ecco, noi adesso abbiamo 3-4 mercatini avviati di Natale ed è l'unico nostro modo del passaparola in cui le persone, normalmente quelli che vengono a trovarci, portano sempre qualcun altro la volta dopo, per cui è proprio quasi matematica, diciamo, la crescita. Il museo inizia con un'esperienza, l'esperienza dell'officina organolettica dell'olfatto. A me piace sempre ricordare Victor Hugo, in cui nulla sveglia un ricordo quanto un odore, per cui le persone possono, prima di degustare, andare a cercare di indovinare quelle che sono le fragranze dei nostri distillati, che sono esattamente quelli che poi andrai a degustare dopo. Ovviamente diventa anche un gioco e dietro ogni nebula c'è anche scritto, questa era la grappa del frate ad esempio, questo è l'Eridanus rum e così via, per cui si fa una esperienza legata all'olfatto che è uno dei parametri fondamentali quando noi andiamo ad approcciarci a un liquore distillato, prima di degustarlo. Qui entriamo ancora di più, all'interno della parte museale ci sono alcuni nostri antichi alambicchi, appartenevano tutti alla nostra famiglia e gli alambicchi sono un po' come i vestiti fatti su misura, non ne esiste uno uguale all'altro. Questa parte di alambicco ad esempio fu creata da mio trisavolo che si chiamava Renato Mantovani, che andava proprio montato tra la caldaia e il condensatore dove i vapori andavano a ricondensarsi. Chiaramente anche gli alambicchi storici sono tutti piombati dalle dogane, perché non dimentichiamoci che, eccoli qua, non dimentichiamoci che i liquori distillati sono un monopolio di Stato, per cui abbiamo una iperburocratizzazione, se vogliamo, proprio di controlli e questo ecco pone il fatto che anche gli alambicchi storici devono essere piombati dalle dogane.
Il museo si intitola con un titolo che ho voluto dare tanti anni fa, Il futuro nella memoria. Ecco, non dimentichiamoci che i musei di impresa sono legati appunto ad un'attività produttiva dove chiaramente la memoria non è sufficiente, dobbiamo anche lavorare molto sul futuro, perché se no chiaramente un'azienda non può andare avanti se non con un'attenzione che coniughi la memoria e il futuro, ma le mani ci si sporcano nel presente, per cui ecco, sono le 3 dimensioni del tempo, tra l'altro dinamica molto importante nel nostro mestiere a cui siamo molto affezionati. Il tempo cambia e mette in moto anche a livello organolettico caratteristiche impensabili. E noi ecco, mostriamo sempre alcune dei nostri prodotti che vanno dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 60 del Novecento. La più antica l'abbiamo citata prima, ecco, in questo caso la tiriamo anche fuori, è questa. Questo è un gin Mantovani del 1874. Le antiche ricette sono tutte custodite all'interno della parte museale e questa parte che se n'è andata è la parte degli angeli, cioè quella parte che evapora, visto che l'alcol è estremamente. Questa è la parte degli angeli. Questa è la parte degli angeli, è quella parte in cui quando ho le scolaresche mi dicono Paolo, peccato che qualcuno se la sia bevuta. Ho detto no, guarda che allora chi l'ha imbottigliata, cos'è successo? Allora la parola alcol deriva da una parola araba, che era alcol, e alcol era una cipria. Era un ombretto molto leggero che appunto non si poteva contenere in nessun contenitore. Ed ecco che questa è la parte degli angeli, eccola qua. La cura che avete visto nel packaging è una cura che ci portiamo dietro. Già il mio Trisavolo intuì che molti dei liquori e dei distillati che produceva venivano acquistati per essere regalati. Il 50% di quello che vendiamo all'interno dello spaccio viene acquistato per essere regalato. Ed ecco che nascevano delle bottiglie straordinarie, questa a forma di candelabro, con all'interno lo Sherry Brandy Mantovani. Eccolo qua. Altra cosa interessante è capire semplicemente dalle etichette come è cambiato il percepito sui liquori distillati. Questa è una bottiglia di Ferrochina Mantovani, ha solo 40 anni, 45, per cui non è così antica, ma 45 anni fa si poteva scrivere una cosa in etichetta che oggi ci fa sorridere o rabbrividire, perché dice così: va bevuta dagli adulti nella dose di 3 bicchieri al giorno prima dei pasti, ai fanciulli metà dose. La Ferrochina aveva 35 gradi alcolici. Per cui questa cosa che per noi è straordinariamente fuori dal comune significa che il percepito sui liquori alcolici è cambiato completamente. Da alimento che serviva appunto per vivere nella civiltà contadina, prendeva spunto da farmacisti, medici e monaci che erano le persone che producevano liquori distillati ed erano panacee medicamentose, per cui dentro a questa frase qui ci sta quel concetto là, ma questo non secoli fa, qualche decennio fa. La cosa è davvero incredibilmente strana per noi. Ecco qui l'altra cosa che le dicevo, acquavite d'anice. Questo era il prodotto principale della distilleria, proprio perché nate a Ferrara. Questo nasce già nella prima operazione 1824. Qui siamo proprio all'inizio della. Tra l'altro il fondatore è stato Cesare Mantovani, che era un contadino. E perché si mette e cambia mestiere? Perché, come spesso accade anche oggi, si fanno dei liquorini in casa che vengono regalati agli amici e ai parenti. Chiaramente, non essendoci fermentazione e produzione di alcol, questa cosa è possibile perché le accise sono già state pagate quando uno acquista l'alcol, perché chiaramente fare la grappa in casa è assolutamente vietatissimo per una questione igienico-sanitaria, ma anche per una questione di accise, cioè di pagare appunto queste tasse. E il Quadrisavolo cosa fa? Regalando questa cosa, avendo un successo enorme, inizia a dire questa cosa mi viene talmente bene che inizio a pensare che potrebbe diventare un mestiere. E questo è interessante perché quando le cose che ci vengono meglio, almeno credo che sia un po' così, sono le cose quando siamo dilettanti, nel senso che quando siamo dilettanti, dopo è chiaro che si cresce con la professionalità, però ci mettiamo quella passione legata al fatto che facciamo una cosa che ci piace tanto. La nostra distilleria nasce in questo modo qui.
legata a una cosa che ci piaceva tanto fare, con una passione straordinaria e che veniva bene. Dopo è chiaro che negli anni ci sono state le certificazioni, ci sono state tutto quello che serve, però quel DNA lì credo che ci sia ancora oggi, cioè fare le cose per una passione straordinaria, che è quella che poi ti fa superare anche i momenti complessi. 5 anni fa, ricordiamocelo, noi in un mese abbiamo perso il 90% del fatturato, aprile 2020, tutti i nostri clienti erano chiusi, per cui per noi quello è stata quasi, direi, peggiore che una guerra. Abbiamo superato le guerre mondiali, abbiamo superato anche il Covid, però ecco, queste cose segnano profondamente la storia personale e anche la storia aziendale, per cui tra qualche anno qui all'interno di questa vetrina metteremo l'alcol igienizzante che abbiamo creato in quegli anni, perché era l'unica cosa che si poteva fare nel nostro settore, per cui ci sarà l'alcol igienizzante della Mantovania. Insomma, questi sono strumenti didattici, piacciono sempre molto perché li facciamo sempre provare e servono proprio per educare il proprio naso a riconoscere quegli aromi, anche i difetti. Riconoscere i difetti significa anche metterci mano in qualche modo, no? Questa cosa, che serve prettamente per gli adulti, l'abbiamo anche per i bambini. Questo è un gioco che io consiglio sempre, si chiama Tombola degli odori. I bambini giocano a tombola non attraverso i numeri ma attraverso gli odori e imparano a fare la loro consapevolezza, e attraverso la consapevolezza poi ecco hanno sempre la patente di mastro annusatore a ogni bambino, e soprattutto questa cosa che piace molto ai bimbi, che è andare a casa con il nostro grembiule, e io dico ecco che diventano e faranno parte appunto della distilleria in qualche modo. Un'altra esperienza che facciamo sempre vivere ai nostri clienti è quella di mettere mano alle materie prime esauste, ed ecco che queste le tocchiamo perché hanno già fatto il loro mestiere, sì. E sono i malli di noce polesani, sono i malli di noce che ci conferiscono le aziende polesane e con cui si fa il nocino. E qui un sacco di tradizioni, per cui gli fai vedere la materia prima, gliela fai toccare, gliela fai annusare ai nostri ospiti e poi gli racconti che la notte di San Giovanni è la notte in cui le vergini del paese andavano a raccogliere le noci con le dita medicamentose, con molta attenzione, e poi venivano messe in macerazione e noi ne mettiamo 39. Perché proprio 39? Perché 39 è un multiplo di 13 e 13 nella superstizione popolare erano le streghe attorno all'albero di noci per fare un sabato, fare un rito. E poi venivano tolte la notte di San Lorenzo, ma dato che non si buttava via niente, questi malli ancora intrisi di alcol, una volta che avevano fatto il macerato per il nocino, venivano messi dentro al mezzo vino quando si lavavano le botti e si faceva il vermouth dei poveri. E una volta che era fatto anche questo passaggio, alla fine si caramellavano e si mangiavano. Ecco che questo concetto di economia circolare è straordinariamente vissuto. E non solo, come dire, un concetto che ci piace in qualche modo ricordare. Il bello del nostro mestiere è anche che oltre al territorio a cui siamo molto affezionati possiamo sbizzarrirci, ed ecco che noi prendiamo e acquistiamo solamente agrumi siciliani. Ed ecco che dalla Sicilia arrivano le arance tarocco, arrivano i chinotti, in realtà è l'unico che prendiamo perché è un presidio slow food in Liguria, a Savona. Però ad esempio i pompelmi, anche questi pompelmi rosa per il gin, arrivano sempre dalla Sicilia. Ed ecco la dinamica del tempo quanto è importante. Questa è la barricaia del doppio spirito. I 2 distillati già invecchiati, la grappa 12 mesi e il rum 15 anni, rimangono per 8-9 mesi all'interno delle barriche, all'interno dell'azienda. Perché è così importante questo ultimo periodo? Perché tra i 2 distillati non è stato amore a prima vista, cioè non è stato un colpo di fulmine. Appena assaggiato il doppio spirito, appena fatto, non rende assolutamente quello che invece diventa dopo. E io dico sempre che la straordinarietà sta non tanto nel fatto che i 2 distillati abbiano creato qualcosa di nuovo, lo è anche, perché è assolutamente originalissimo, però la magia dell'amore sta nel fatto che la grappa fa dare il meglio di sé al rum e il rum fa dare il meglio di sé alla grappa. Cioè questa cosa è straordinariamente una bella storia, non solo da raccontare,
ma la comprendi quando tu degusti il doppio spirito. Magari nel Gran Balloon, questo bicchiere che abbiamo fatto fare apposta per esaltare questo distillato, in cui prima senti il rum, poi senti la grappa, l'amico vicino a te magari dice io sento prima il rum e la ragazza no, io sento la grappa, ed è un continuo dinamismo, un continuo susseguirsi, per cui è davvero una scoperta che non finisce, ma questo grazie al tempo. Se ci fossimo detti all'inizio guarda era una bella idea però non è buono, non va, e ci fossimo fermati lì avremmo perso un'occasione straordinaria. Chi fa il mio mestiere sa che il tempo è la variabile ed è, direi, l'ingrediente, se non fondamentale, davvero importante, molto molto importante. E questa è la piccola barricaia della Grappa delle Nebbie. Anche oggi il Canal Bianco, che è a 50 metri da qui, crea questa umidità, questa nebbia. E allora ecco che qualche anno fa, ormai tanti direi, abbiamo creato la Grappa delle Nebbie. Tra l'altro ho voluto, chiedendo agli eredi, inserire una piccola parte della poesia sull'Arzere di Livio Rizzi, in cui parla di questo territorio in modo straordinario, come era normale che lui facesse, e in cui parla delle fumane, le nebbie, e anche del caldo scioccento che c'è d'estate. È nato anche per il bicentenario la Grappa delle Nebbie bicentenario, subisce lo stesso tipo di affinamento in queste barriche che sono all'aperto, vedete, ecco, sono proprio qui all'aperto, e capita questa cosa straordinaria in cui l'umidità rimane inglobata all'interno della barrica. Per fare posto a questa umidità, a questa nebbia, esce la parte acre dell'alcol, ed ecco che la nostra Grappa delle Nebbie, eccola qua, assume quelle note di pastafrolle e burro che tanto piacciono, insomma, in qualche modo.